Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Alle prime ore di questa mattina, nella città di Palermo, i carabinieri di Monreale hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 7 persone indagate a vario titolo per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione. La sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha messo in vendita 2 centri commerciali appartenenti al fallimento di Ali Group, società della grande distribuzione in liquidazione. Stiamo parlando delle Zagare e le Ginestre. Il termine per presentare le offerte non vincolanti scadrà il 31 marzo 2023 e il prezzo base risulta essere di 29 milioni di euro per entrambi i cespiti. A Palermo 4 negozi sono stati presi di mira da ladri che hanno sparato contro le vetrine per entrare. 2 dei colpi sono andati a segno, di cui uno al centro scommesse Goldbet su via Vincenzo Madonia e uno alla rivendita di tabacchi in piazza Principe di Camporeale, dove sono stati rubati diversi contanti. Tuttavia i tentativi nella tabaccheria Grusa su via Mariano Stabile e in quella su via Perez sono falliti. Il segretario generale della Wilpa Polizia Penitenziaria della Sicilia, Gioacchino Veneziano, ha denunciato un attacco violento subito da un agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Catania, Piazza Lanza. Almeno 6 detenuti hanno aggredito il poliziotto, che è stato poi portato al pronto soccorso per le cure. Veneziano chiede un incontro specifico con il provveditore regionale Cinzia Calandrino per discutere del problema. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.